Buonasera a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, stasera vedo un mainstream impegnatissimo in quello che è nettamente uno dei suoi sport preferiti, e cioè il tiro al ministro Nordio. Ora, non vogliamo sottovalutare il ministro Nordio, ma bisogna dire che fino a un certo punto dell'esperienza di governo lo sport di gran lunga preferito del mainstream era il tiro al ministro Salvini, ovviamente, no? Poi quando è successo che a Palermo hanno preso, diciamo, una lievissima scappottata, visto l'assoluzione definitiva dalla surreale accusa di essere un sequestratore di persone, in cui volevano appunto intrappolarlo anche narrativamente per il caso Open Arms, hanno dovuto un attimo, diciamo, arretrare sul fronte Salvini, e quindi si sono ulteriormente dedicati al fronte Nordio, che oggi è, come dire, monopolizza tutti i siti ed è attaccato da chiunque per le frasi addirittura di elementare buonsenso logico che ha detto sull'affaire Garlasco, e che andiamo a riferirvi. Tra l'altro gliel'hanno chieste colleghi, giornalisti, a margine del convegno Proteggere chi protegge, azioni di supporto per il corpo di polizia penitenziaria, a cui il ministro è intervenuto. Però evidentemente i cronisti erano i primi che volevano parlare più di Garlasco e meno del merito dell'evento. Risposta di Nordio, che ha lodevolmente, devo dire, chiarito una cosa elementare: il ministro della giustizia non può pronunciarsi su un procedimento in corso. L'avesse fatto sarebbe indubbiamente grave e irrituale. Posso solo dire in via astratta da cosa nasce questa situazione paradossale. Che la situazione di Garlasco sia paradossale, con un condannato in via definitiva che convive con un nuovo indagato probabilmente rinviato a giudizio, come dire, è un'altra ovvietà. Nasce da una legislazione che secondo me dovrebbe essere cambiata, ma sarà molto difficile cambiarla, per la quale una persona assolta in primo e in secondo grado può poi, senza nuove prove, essere condannata. È quello che è successo ad Alberto S., lo chiamo così perché corrisponde sempre più a Joseph K., cioè corrisponde a una persona intrappolata oggettivamente in un'odissea burocratico-giudiziaria che sta sempre meno in piedi ogni secondo che passa. Ha continuato Nordio. Sia chiarissimo che non ho la più pallida idea della dinamica del delitto e del suo autore, ma ho un'idea chiara sulla dinamica della nostra legislazione, cioè sta ragionando sul modello Nordio, non sul sviluppi di cronaca, tantomeno sul, diciamo, nuovo indagato, verso cui valgono ovviamente doppiamente tutte le garanzie del caso. Che è sbagliata. La nostra legislazione, dice Nordio, è sbagliata, perché se una persona può essere condannata solo al di là di ogni ragionevole dubbio, ricordiamo noi articolo 533 del codice penale, non, come dire, orpello retorico, ubbia del ministro della giustizia, velleità opinabile, un articolo del codice penale. Quindi se questo vale, dice Nordio, come puoi condannare una persona che è stata assolta 2 volte da una corte di assise e da una corte di assise di appello? Tutto questo è assolutamente inconcepibile. Sì, è assolutamente inconcepibile. Ha ragione Nordio, ma basta pensare alla evidenza per cui nel diritto anglosassone, soprattutto per come è, diciamo, coerentemente applicato fino alle sue estreme conseguenze negli Stati Uniti d'America, vige la non appellabilità delle sentenze di assoluzione, in nome del principio del doppio rischio, no? Che tende proprio a presidiare al massimo il principio del ragionevole dubbio, che è tutelato dal quinto emendamento in America, ma più in generale anche nel diritto anglosassone tout court. Ci si appella contro le assoluzioni solo in presenza, ovviamente, di nuove prove che prima non c'erano, o di errori di forma ma palesi. Se no è finita. Sei già nel ragionevole dubbio se al termine di un'indagine, un dibattimento, un processo, dei giudici hanno assolto l'imputato. Non ne esci da un punto di vista logico. Nel caso di specie noi ci possiamo scendere, non essendo ministri della giustizia, aggiungiamo che il caso Stasi poi
come dire, lì il ragionevole dubbio rimbomba da ogni lato. Il PG della Cassazione chiese l'annullamento con rinvio, non la condanna, perché disse che non c'erano elementi per condannare, non è mai stato trovato un movente, non c'è il DNA di Stasi sul corpo della vittima, c'è quella finestra, potrei definirla solo grottesca, di 23 minuti in cui avrebbe compiuto la mattanza come fosse, come dire, un killer professionista e non un bocconiano poco più che ventenne, ma in ogni caso il principio è sacrosanto, e che il Ministro della Giustizia lo sottolinea e intervenga su un tema che ormai è carne viva del paese, va ben al di là della cronaca giudiziaria dalla quale lui si è tenuto lontano, coinvolge il senso del nostro stare insieme, la convivenza civile, la coscienza collettiva. Quindi tutte gli strilli delle anime belle sul fatto che Nordio si è permesso di parlare, io dico per fortuna ne ha parlato, perché ormai è un elefante nella stanza, è ormai palesemente inaccettabile che questo ex ragazzo, ora uomo, anche stasera si addormenti in carcere. Questo non c'entra nulla col percorso di Sempio, che andrà ipertutelato con tutte le garanzie, ma palesemente siamo ben prima del recinto, per cui c'è l'oltre ogni ragionevole dubbio, ma molto prima. Al massimo, ma questo è tutto un altro paio di maniche, si può diciamo argomentare politicamente e dire che forse è mancato il coraggio finora, per esempio nella piattaforma della riforma della giustizia poi bocciata al referendum, si poteva prevedere la non appellabilità delle sentenze di assoluzione. Forse a volte fare delle battaglie con coraggio fino in fondo magari avrebbe dato un esito diverso, o comunque avrebbe dato l'idea di un governo più all'attacco e ancora più convinto sul tema. Questo può essere, e sicuramente prendiamo per buono l'impegno di Nordio che il governo proverà a fare questa cosa. Se ne è davvero convinto, speriamo che politicamente ne faccia una priorità. Non c'è ragionevole dubbio, diciamo tutelato, se esiste una sentenza di assoluzione. Logicamente lo capisce chiunque. Grazie a tutti, vi aspetto domattina.